Io non parlo mai dello cielo tutto stellato, dello sole cocente o dello mare incantato. Io conto sempre storie ammargiate di dolore, che ne fanno spennere sarmi e sarmi di sudore. Storie donde ci sono povere vittime innocenti, di diversi carnefici freddi, forti e prepotenti, che ucchiavano una sera dalle quattro mura donde cenava una famiglia alla sua bonura. Staccata la luce, niscevano padre con premura, ma trasiano le bagnete, portavano malura e tagliando genitori e due piccirilli scantati non volevano sentire pianti ingottomati. Senza pensarci, con cuore di sordi assetato, rapiano l'uneco do seggiolone spensierato e scomparia per la famiglia la contentizza, regnando ansia e freddo pieno d'amarezza. Lo riscatto per Tom tardava a arrivare, ma con speranza Nordro si fermava di cercare. La giustizia usa lo stesso metro per tutte quante e dopo un mese la verità fu assai pesante. Tom, la stessa sera quando fu pigliato perché cianciva, fu ammazzato e devorecato. Poi le colpevoli furono trovate e condannate perché queste vicende non fossero scordate. Ma si possono perdonare uomini che levano luciato a un sorriso neco, fresco, appena sbucciato? Non si può essere perdonati per tutto questo, e egli specialmente che non tengono conto delle picceregge. Ora un rapimento di Villegi Francesco. Legge la motivazione il professore Daniele Cruminello. La drammatica cronaca nera ispira questi versi densi di dolore, pietà, indignazione per una morte inaccettabile, insensato effetto di una cieca bestialità. Consegna il premio l'assessore del comune di Cefalù, il professore Vincenzo Garbo. Ritira Villegi Francesco di Borghetto con un rapimento di Tommy. Sì, lo dico. Complimenti anche alle voci narrate Totò Bianca e Renzo Giannone. Bravissimo. Bene.